Elite Ambiente nasce nel 1987 a Brendola, Vicenza, finalizzando la sua attività principale nel settore del trattamento dei rifiuti, in particolare nel riciclaggio di plastiche e metalli. Il recupero delle materie prime seconde diventa fin da subito il vero core business di Elite Ambiente. Inizialmente l'azienda viene costituita come SAS. Nel 1993 diventa una SRL, per poi passare nel 2004 a SPA. I dipendenti di Elite Ambiente aumentano gradualmente in numero, come pure il suo fatturato. Attualmente il personale impiegato in azienda è pari a circa 25 unità. Tra le tappe più importanti della sua storia sottolineiamo 1994, prima linea di triturazione ad acqua con prelavaggio delle materie plastiche e trattamento a ciclo chiuso delle acque. 1998, certificazione ambientale UNI-EN ISO 14001 e registrazione EMAS. 1999, prima sperimentazione in Italia del servizio pubblico integrativo per la raccolta e il recupero smaltimento dei rifiuti agricoli. Accordo di programma della provincia di Padova. 25.000 aziende agricole convenzionate. 2000. Impianto di turbolavaggio delle materie plastiche macinate. 2001. Nuovo impianto di selezione e riduzione volumetrica dei rifiuti speciali non pericolosi. 2002. Costituzione della divisione bonifiche ambientali, bonifiche terreni e cisterne, rimozione Eternit. 2003. Nuovo sito produttivo a Grisignano di Zocco, Vicenza ed accorpamento logistico di tutte le aziende del gruppo, Bentel Sistemi, Eco Management, M Trasporti. 2004. Attestazione SOA per la categoria OG12 Euro SOA 2656-400. 2005. Certificazione UNI-EN ISO 9001. 2006. Nuovo impianto di triturazione e lavaggio degli imballaggi metallici. 2007. Autorizzazione regionale per le attività di stoccaggio provvisorio rifiuti. Elite Ambiente è stata la prima azienda in Italia nel settore rifiuti a certificarsi ISO 4001 ed EMAS. Elite Ambiente è autorizzata all'Albo Gestori Ambientali categorie 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.